Signor Sindaco, per quanto riguarda il comune di San Pier di Sonzo, come vi siete organizzati per la fase 2 da Covid-19? Innanzitutto buongiorno a tutti e permettetemi di sottolineare il grande sacrificio e la responsabilità dei miei cittadini. Sacrificio e responsabilità che ci hanno portato in questo periodo a controbattere una pandemia, un virus che purtroppo è ancora presente non soltanto in Regione ma in tutta l'Italia. Credo che in questo periodo i miei cittadini, i commercianti, chi lavora a San Pier di Sonzo abbiano dimostrato, ripeto, con il sacrificio e la responsabilità, una propensione convinta per cercare di dare dei risultati concreti. E il risultato concreto è dato sia per quanto riguarda le distanze, sia per quanto riguarda le mascherine, Chiaro. sia per quanto riguarda l'utilizzo di tutte quelle cose che possono fare in modo che a San Pier di Sonzo si viva in maniera corretta Chiaro. questo periodo. Senta, la sua è una comunità artigianale, no? In un certo Sì, senso, sì. no? Che vive, tra parentesi, vicino a un'importante realtà come la cantieristica di Monfalcone e non solo. Dunque, tra parentesi, è anche più semplice controllare quello che accade, no? Sì, sì, sicuramente questo è vero, ma è come dicevo a una giornalista che mi ha chiamato appena ha saputo della mia guarigione, la prima cosa che ho voluto fare è appunto ritornare all'interno della mia comunità, in particolar modo, come ha detto la giornalista, andare nelle aziende agricole e ricominciare a avere quel buon vino che abbiamo in queste zone e cercare in modo semplice di poter dare un contributo vicino ai commercianti, a chi ha le aziende, a tutti coloro che poi giorno dopo giorno col proprio lavoro ci fanno vivere in un bel paese. Possiamo dire poche chiacchiere e subito i fatti? Bravo. Sicuramente questa è la nostra parola d'ordine, in una comunità che è sempre stata solidale, una comunità che ha dimostrato anche nell'ultimo periodo di saper offrire anche a chi è vicino non soltanto una parola ma anche dei fatti concreti. Quindi a San Pier di Sonzo abbiamo ricominciato dai fatti a fare in modo che per i prossimi giorni, per i prossimi mesi si possa vivere una vita in comunità e con la comunità.